got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling. Signor Manuel! Lo Stintino doveva vincere contro lo Zierese per festeggiare la salvezza senza calcoli o gare da dentro fuori e non ha sbagliato. Fa suo un match comunque complicato perché i giovani gialloblu guidati da Barone De Montis non hanno regalato niente. L'impatto sulla gara da parte di Sannio e compagni non lascia dubbi su quanto maniacale sia stata la preparazione di questa sfida da parte del tecnico Antonello Ceramittaro. Pressing alto, raddoppi e ripartenze veloci. Così nasce la prima azione pericolosa dei biancocelesti. Sannio accede sulla tre quarti, serve sulla destra Kogene che dopo una finta su Zicchi tenta al sinistro a girare ma Madu mette in angolo. Proprio da un tiro dalla bandierina, ma all'8° minuto, arriva il gol siglato da Sant'Andrea, bravo a girarsi in un fazzoletto di terra e spedire la palla al 7, 1-0. Sotto di un gol lo Zierese ragiona, non spreca palloni e cerca di colpire sul calcio piazzato. In 2 occasioni ci prova Bagnolo, che di testa non riesce a indirizzare nell'angolo giusto. Lo Stintino si difende con ordine, ma in chiusura di tempo è ancora lo Zierese ad andare vicinissimo al pareggio con questo splendido destro al volo di Salvatore Cosu, sventato da Casali con l'aiuto della traversa. Un gesto tecnico che merita di essere riapprezzato al rallenti. A inizio ripresa sono ancora gli ospiti a farsi pericolosi con questo sinistro di Appedu dal limite dell'area che termina di poco alto. Da questo momento in poi lo Stintino colleziona palle e gol in serie. Al 56esimo Sannio sfonda sulla sinistra, ma tu per tu con Amadu si fa ribattere la conclusione. Al 61esimo Riu su calcio di punizione sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Amadu che pareva comunque sulla traiettoria. Al 74esimo Mario Sasso recupera un pallone a centrocampo, verticalizza di prima per Riu che serve centralmente Calleda che da pochi passi non trova la deviazione vincente. Nell'azione seguente lo Zierese pareggia. Rinvio lunghissimo di Amadu, Sant'Andrea nell'intento di anticipare Nieddu serve involontariamente De Montis che è tutto solo sulla destra al tempo di prendere la mira e spedire sul secondo palo la palla del pareggio. 1-1. I padroni di casa, sostenuti da un tifo entusiasmante, si buttano in avanti alla ricerca del gol salvezza, che Dia, su centro di Sannio, fallisce così. Ma 3 minuti più tardi Mario Sasso riporta lo Stintino in avanti con questo preciso colpo di testa sul calcio d'angolo di Sannio. Tutti i giocatori si stringono intorno al tecnico Ceramittaro per festeggiare il gol salvezza, mentre i sostenitori biancocelesti impazzano di gioia. L'ultima azione pericolosa della partita si sviluppa sull'asse Sannio-Secchi con il numero 17 che calcia su Amadu in uscita. Stintino batte lo Zierese 2-1 e la festa adesso può davvero cominciare.